In Francia, Goldoni era arrivato grazie alla fama raggiunta negli ambienti letterari illuministi. Voltaire, suo grande ammiratore, lo riteneva il vero erede di Molière. L'invito a raggiungere Parigi era arrivato quando Goldoni non si sentiva più apprezzato nella giusta misura nella sua patria, Venezia. Goldoni era nato a Venezia in uno degli ultimi giorni di Carnevale, nel 1707, in questa casa. I primi studi a Perugia, poi a Rimini, da dove all'età di 14 anni, abbandonata la scuola dei domenicani, era fuggito in barca con una compagnia di comici raggiungendo Chioggia, dove era la propria madre. Affascinato dalla vita avventurosa dei teatranti, quella fuga per mare era rimasta impressa nella mente dell'autore come la sua prima vera esperienza nel mondo del teatro. Dopo inquietudini e irregolarità negli studi, si laurea in legge a Padova. Ma la passione per la scena, coltivata fin dai primi anni di vita, lo aveva portato presto a dimenticare la professione di avvocato e a dedicarsi al palcoscenico. In 60 anni di teatro aveva scritto 400 testi e si era innamorato di una decina di giovani attrici. Teatrante autentico, uomo di scena e non di scrittoio, Goldoni aveva lentamente trasformato il modo di fare teatro in Italia e in Europa.